Adesso facciamo un ulteriore focus e restringiamo ancora di più il campo, come può essere invece quello di un comune, di un territorio più ristretto, e diamo la parola per il suo contributo a Silvia Conte, che è la sindaca di Quarto d'Altino, comune che sta nella provincia di Venezia. Naturalmente, ecco, se poi qualcuno degli altri amici partecipanti di questo primo incontro vuole intervenire con qualche suggestione, qualche contributo, si faccia pure avanti. Bene, allora molto umilmente porto la mia testimonianza di sindaca in trincea, perché tutti questi cambiamenti globali così veloci di cui ci ha parlato in maniera affascinante Alberto Baban poco fa, che hanno avuto queste ripercussioni molto concrete nel Veneto, come ci diceva Luca Romano poco fa, di fatto in una comunità impattano in maniera molto concreta. E adesso a questi impatti in qualche maniera come sindaci cerchiamo anche di trovare una risposta. Però prima di raccontarvi questa cosa vorrei condividere con voi questa citazione che secondo me esprime bene lo spirito con cui siamo qua anche oggi, che è una citazione che ho scoperto essere in comune con Simonetta. E questo ci dice anche un po' lo spirito del manifesto di prima. Alla fine oggi, qui alla MON, si rende visibile una rete di relazioni che ognuno di noi ha intessuto nel suo ambito professionale, di impegno civile, delle relazioni personali e familiari, che hanno degli elementi comuni. E secondo me oltre al manifesto, anche questa citazione dice bene lo spirito che ci fa essere appunto tutti noi, ognuno con il suo ruolo, in trincea. L'unica possibilità, la condizione pregiudiziale di una ricostruzione stanno proprio in questo, che una buona volta le persone coscienti e oneste si persuadano che non è conforme al vantaggio proprio restare assenti dalla vita politica e lasciare quindi libero il campo alle rovinose esperienze dei disonesti e degli avventurieri. Sembra scritta oggi, è del 45, la scritta Dossetti, e ci dice come in realtà tutto cambia sicuramente, ma l'essere umano, le sfide che ogni giorno ci troviamo forse sono le stesse per certi aspetti anche del passato. E detto questo, appunto, questo era un po' così l'immagine, ma in realtà è quello che ci siamo detti prima. Il mondo globale impatta in maniera fortissima sulla vita di tutti i giorni, e come sindaca dal maggio 2011 mi sono accorta subito di questo, perché è capitata proprio sul collo, subito, una di quelle bombe che non vorrei mai capitassero, cioè un'azienda storica del territorio di Quarto d'Altino, la Ditec, un'azienda, un'eccellenza nelle porte automatiche, di punto in bianco, annuncio dell'amministratore delegato, sotto Natale ovviamente, l'azienda ha deciso, la multinazionale svedese Assa Abloy, di chiudere la produzione a Quarto d'Altino, di licenziare 90 persone e di trasferire la produzione in Cina e Repubblica Ceca. E da lì nasce la riflessione e l'azione. E non da soli, non da sola come sindaca della comunità, ovviamente accanto ai lavoratori, insieme ai sindacati, ma insieme anche agli altri sindaci del territorio, perché le nostre aziende non riguardano solo un comune, ma c'è ovviamente una connessione con tutte le comunità vicine. La sponda di Simonetta Rovinato, sindaca allora, perché è stata fino a qualche mese fa di Roncade, comune limitrofo e anche parlamentare, e l'idea di provare intanto a dialogare con questa multinazionale, da cui lo scontro acceso anche alla loro assemblea degli azionisti, di cui faccio parte da allora, avevo comprato un'azione e io un'azione Simonetta, per cui il tentativo di dialogare con i vertici svedesi e il tentativo però di rispondere a questa perdita di fatto di competitività e di attrattività del nostro territorio come?
valorizzare le caratteristiche del nostro territorio, il nostro capitale umano, il capitale sociale, la capacità di fare rete tra istituzioni e tra persone, per cercare in questa maniera di rendere questi aspetti positivi degli elementi di competitività sempre nel contesto globale. Ecco quindi, ecco, perché perdiamo competitività? Questa slide l'ho rubata a una presentazione organizzata da Confindustria Venezia a dicembre dello scorso anno, frutto di un'analisi fatta dalla Fondazione Nord-Est, mi sembra. Non so se riuscite a leggere, ma proprio su alcuni delle caratteristiche dei fattori fondamentali per la produzione vediamo come l'Italia si collochi male. La riflessione, le aziende vanno via, gli svedesi vanno via, ci hanno detto perché costa tanto il lavoro, perché ci sono le tasse alte, perché l'energia costa, e vedete che effettivamente in molte cose l'Italia è, se non tra i peggiori, in una posizione molto bassa. E qui prendiamo anche tutti i temi, interessante tutto il tema dell'energia toccato prima, ma uno dei temi è per esempio quello della burocrazia. I tempi per i permessi, per esempio i permessi a costruire, il numero di pratiche, il numero di giorni, e insomma il tema della fiscalità, e insomma tanto per così, offrire questi dati oggettivi alla nostra riflessione. Chiaro che un comune, un piccolo comune, non ha le leve in mano per gestire questo scenario globale, però non ce la sentiamo di stare a guardare, assistere e consolare i lavoratori, ma tenuto conto delle caratteristiche di forza che queste comunità hanno dimostrato di avere, quelle che accennavo prima, questo spirito di impresa che ce l'abbiamo nel DNA, anche la capacità di innovare le dinamiche di relazioni sociali, di dimensione comunitaria che viviamo. Penso anche qui tutto il tema del terzo settore, delle scuole paritarie, del volontariato o anche delle cooperative che vedono insomma, il nostro territorio essere sicuramente ricco di storia e di valori. Un territorio dove comunque in passato e anche oggi, come si diceva anche prima, ci sarebbero delle condizioni per attrarre capitali e alcuni anche nonostante tutto comunque decidono di investire qui, ma non a sufficienza oggi per compensare chi invece se ne va, e gli altri elementi come quello del talento, della tolleranza, della solidarietà che si diceva, e poi una cosa che ci tengo a sottolineare, nei comuni, nei piccoli comuni, caratteristiche insomma di questa storia che vi racconto, l'elemento di corruzione zero, perché è un elemento che oggi diventa elemento di competitività, perché dove c'è corruzione, l'abbiamo visto, i prezzi, i costi opachi, oscuri aumentano, non vince il merito e quindi di fatto un territorio perde competitività. Ecco quindi che da questa sciagura nasce la riflessione, non è l'unica, perché poi anche un'altra azienda, a Quarto d'Artino, la Colga, storica, anche quella chiude, comprata dai cinesi, e qui so che alla Mon c'è una partita in corso con una multinazionale che sta entrando in una realtà storica. Ecco, i cinesi comprano per chiudere a Quarto d'Artino e investire invece su Milano. E nasce l'idea di fare rete tra amministrazioni locali, Quarto d'Artino, Roncade, Confindustria Venezia e Università Ca' Foscari, per la sfida di, questi appunto sono i partner, di provare a studiare questo territorio, individuare degli elementi di confronto con altre aree europee e internazionali, anche straniere, per dire sì, è vero che forse qui alcuni fattori sono meno competitivi, però se c'è un fenomeno di reshoring, cioè che tornano indietro, forse qualcosa altrove non ce l'hanno e noi ce l'abbiamo. Quindi cerchiamo di capire che cosa, monitorarlo e vedere come incentivare ciò che è positivo. Soprattutto anche l'obiettivo di dire ma tante cose già le facciamo ognuno per conto suo per cercare di sostenere questo territorio, queste
queste comunità, ma in realtà non le condividiamo e non le mettiamo a sistema. E in questo le iniziative sono tante dei singoli. Confindustria aveva la sua realtà dell'atelier veneziano come occasione di vetrina delle eccellenze delle imprese, e i comuni degli strumenti per favorire lo sviluppo, penso al piano del commercio di locale, il piano di assetto del territorio, però queste opportunità non venivano messe insieme. L'università, tutto il capitale di conoscenza, la possibilità di applicazione nelle imprese, però ognuno diciamo un po' per sé, quindi la necessità di unire quelle che sono appunto degli asset visibili e invisibili e provare insieme a comunicarli. Penso anche agli asset, oltre a quelli della conoscenza, agli asset anche infrastrutturali che comunque caratterizzano il nostro territorio. L'idea quindi con questo protocollo di intesa tra questi soggetti, definire un'identità, una strategia, un master plan di questa comunità competitiva Venezia Est. Già il nome fa capire che l'obiettivo è competere ma senza perdere la dimensione sociale, come nodo strategico della città metropolitana, quello che si diceva prima, il fatto di essere un territorio urbano, attrae di per sé, ma non basta avere questa caratteristica, superando modelli anche recenti per fondarsi su una lean governance, quindi un modello snello. Quali sono i modelli recenti che hanno cercato di valorizzare, per esempio, questi aspetti legati all'innovazione? Gli incubatori di impresa. Non tutti hanno funzionato, o anche quelli che funzionano insomma dimostrano dei limiti, per cui la necessità comunque di darsi anche delle nuove modalità per guidare questo processo in una maniera snella. L'altro tema, si ricordava anche poco fa, Luca lo ricordava, accedere a finanziamenti europei e accompagnare le aziende. Una cosa che ho scoperto come sindaca, io cerco, di solito il venerdì è un po' che non riesco, tra tanti impegni, andare a trovare le imprese. Anche a me piace un sacco visitare queste realtà e ascoltare le storie degli imprenditori, la loro passione, e scopri che a Quarto d'Altino, come alla Mon, come a Roncale, ci sono davvero delle realtà speciali che però non si parlano tra di loro, che non si conoscono, addirittura la sindaca non le conosce, ma neanche l'imprenditore vicino. La Pixart Printing di Quarto d'Altino sta diventando il leader europeo nella stampa, investendo nell'innovazione del processo e tecnologica milioni, e con ciclo continuo della produzione, e ha scelto Quarto d'Altino per la sua posizione logistica. È un'eccellenza, ma magari quello che avrebbe bisogno dei suoi servizi, che ha il capannone a 10 metri, neanche lo sa. La Kroll, un'azienda chimica, la prima in Europa ad aver avuto l'Ecolabel, riconoscimento europeo, e chi abita lì non conosce, gli imprenditori che sono lì non la conoscono. Io stessa l'ho scoperta a un incontro della Camera di Commercio, che l'ha premiata per la sua eccellenza. Quindi la necessità di accompagnare le aziende, ma perché si conoscano tra loro, perché anche si imparino a dialogare con l'ente pubblico in maniera diversa rispetto al passato, e per questa logica di sinergia vera, di rete innovativa e di aumento della competitività, e quindi di aumento dell'occupazione e del benessere delle comunità. E queste azioni che abbiamo già iniziato a mettere in piedi, ricordo che il protocollo era stato preannunciato come obiettivo a dicembre 2013, ci abbiamo lavorato, l'abbiamo sottoscritto a maggio 2014 e già stanno partendo alcune azioni, in particolare questa sulla burocrazia snella, e avete individuato, grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali dei due comuni, Quarto d'Altino e Roncale, e dal punto di vista delle imprese come nodo, quello del permesso a costruire, l'idea di ridurre sensibilmente i tempi, concretamente, potendo poi dire in giro: se venite a investire qua, cari imprenditori, il permesso a costruire ve lo diamo in tot, potrebbe essere 30 giorni, potrebbero diventare 10, 20, però che quello che diciamo sia certo. Il CREA
credito, anche qui con delle modalità, mettere in circolo le informazioni, accompagnare le imprese, questo è un supporto soprattutto di Confindustria, a migliorare il proprio rating, perché certe volte ci sono delle modalità che non sono note, e quindi anche qui formare, informare, puntare sul capitale umano, sulla flessibilità, anche qui il ruolo dell'università nel dialogo con le realtà locali, innovazione e imprenditorialità, servizi per la rete, quello che dicevo. Vado alla conclusione velocemente. Il metodo di lavoro per unità di progetto molto snelle, in cui anche qui a coordinare per quanto il tavolo, sicuramente dei consulenti di altissimo livello, metodo Kaizen, offerti da Confindustria Venezia, ma il ruolo di valorizzazione delle competenze interne, in particolare ad esempio della figura del segretario generale del comune, che non è il burocrate, ma diventa il manager che riesce a fare in modo che questa visione si traduca concretamente in una trasformazione culturale dei dipendenti e in atti e in procedimenti che corrispondano a questa nuova visione, per cui si passa dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato, misurabile, tangibile e certo. Quindi anche qui sul fronte di chi vuole rivedere la pubblica amministrazione, sicuramente importante, ma cercando di cogliere ciò che già è più avanti del passato e cercando di valorizzarlo. Reciproca comunicazione, anche qui delle iniziative, questo scambio, ecco, come metodo di lavoro, indicatori misurabili, non parole ma azioni concrete e misurabili, reciproca comunicazione e verifica dei risultati. Alcune di queste cose, come vi dicevo, sono già in piedi: riduzione dei tempi del permesso a costruire, ancora non posso dire la conclusione, però insomma ci stiamo proprio lavorando in questi giorni. È già partita e si sta concludendo una work experience, la possibilità per laureati delle nostre università, in particolare di Ca' Foscari, di svolgere stage nelle aziende dei nostri territori, dopo aver fatto un percorso di formazione mirato a dargli delle competenze che l'università non gli aveva dato, che sono quelle dello sviluppatore di comunità. Cioè tu hai studiato marketing, vai a fare il responsabile marketing nell'azienda, perché è quello che gli serve, ma hai capito e sei consapevole che l'azienda non si muove nello spazio empireo, ma si muove in una comunità, in un territorio che è fatto di certe caratteristiche, di paesaggio, di persone, di realtà, di associazioni, di storie, di valori, e con questo territorio puoi interagire per il bene della tua azienda e per il bene della comunità, quindi un beneficio reciproco. E l'altro aspetto è il supporto e conversione concreta che questa collaborazione sta dando proprio nella partita, chiamiamola così, della DITEC e delle altre. Grazie a questo abbiamo avviato dei percorsi di formazione mirati alla riqualificazione dei lavoratori diciamo in cassa integrazione, e stiamo attivando anche una campagna di informazione alle imprese per comunicare le opportunità che questo territorio può offrirgli in termini di asset fisici, capannoni, vuoti, che possono essere messi a disposizione, di supporto tecnologico, di credito e di amministrazione a corruzione zero, a burocrazia snella. Ecco, quindi questo è l'ultima citazione: una cosa impossibile finché arriva uno che non lo sa che è impossibile e la fa. Questo è il nostro desiderio. Grazie.